Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Oggi abbiamo una notizia esplosiva dal mercato delle trasferenze che sicuramente vi terrà incollati allo schermo. Prima di iniziare, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorarsi sempre di più e ottenere risultati straordinari, quindi non perdetevi neanche un aggiornamento. Ore calde per la possibile trasferenza di Victor Osimhen. Il Paris Saint-Germain ha messo il nigeriano in cima alla lista dei desideri per l'attacco e sta cercando di convincere il Napoli a fare uno sconto sulla clausola di 130 milioni di euro. Secondo quanto riportato da TMV, il Napoli potrebbe dover abbassare la valutazione di Osimhen. Il PSG ha fatto un'offerta di 80 milioni di euro, cifra che aveva già pagato per Goncalo Ramos un anno fa. Tuttavia, né Ramos né Kolo Muani, altro giocatore potenzialmente trasferibile, hanno ricevuto offerte concrete per lasciare il Parc des Princes. La sensazione è che il Napoli potrebbe dover accettare una cifra inferiore a quella inizialmente richiesta. Il fatto che Osimhen sia fuori dalle partite non è da considerarsi un dettaglio trascurabile. È evidente che il giocatore stia aspettando novità dal mercato, con il PSG che rimane l'unica squadra disposta e capace di pagarlo in questa fase. Amici tifosi, cosa ne pensate di questa situazione? Siete d'accordo con la possibilità di abbassare la valutazione di Osimhen per facilitare il suo trasferimento? E quali sono le vostre aspettative per il futuro del nostro attacco senza il nigeriano? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e condividete le vostre idee con noi. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Insieme, continueremo a sostenere e a tifare per un futuro luminoso del nostro club. Forza Napoli, sempre!